al nostro appuntamento con Onda Libera che, come abbiamo anticipato ieri, torniamo a dedicare alla questione delle quote latte, delle multe, che è tornata d'attualità perché in sostanza è stato detto che l'Italia deve pagare 4 miliardi, quello che è, erotti verso l'Unione Europea di multe per lo sforamento delle quote latte. Io oggi vorrei intanto tornare in sintesi sulle cose che abbiamo detto ieri, capire la questione delle quote latte, l'origine di tutta la vicenda e focalizzarci sull'aspetto che ieri penso sia stato quello più importante per chi ci ha ascoltato, cioè su come alla fine non si abbia alcuna certezza sul calcolo delle quote, perché è stato fatto quello che è stato definito in una sentenza di un tribunale italiano un errore contabile, mettiamola così, poi sanato però con una truffa ideologica, con un falso, anzi lì c'è una distinzione giuridica tra truffa e falso, però la sostanza è che per sanare un errore, chiamiamolo errore contabile, viene manomesso il calcolo sulla base del quale vengono poi stabilite le quote, quindi viene taroccato un algoritmo che è una formula matematica in base alla quale si calcolano appunto le quote da produrre per il latte, calcolando in maniera talmente sballata che risultano, secondo quell'algoritmo lì, addirittura vacche da 82 anni che producono latte. Insomma, il regime delle quote, se facciamo la sintesi, non sta in piedi fin dall'inizio e non ci sono numeri certi. Come si fa a pagare multe in assenza di numeri certi è una domanda elementare, però io vorrei partire da un servizio che è stato fatto a Piazza Pulita qualche tempo fa presso uno dei tanti allevatori e poi torniamo in studio e in collegamento telefonico con 2 allevatori che si presenteranno poi meglio a chi ci ascolta. Questo è un servizio che andò in onda nel 2013, il 18 febbraio 2013 a Piazza Pulita sulla 7. Salve. La sua si chiama Europa, l'azienda agricola? Sì, Europa, sembrava che andavi nel futuro, no? E invece? Invece siamo tornati nell'era glaciale, dopo generazioni di lavoro. Faccio vedere. Vedi, la mia stalla il 15-16 di dicembre ha venduto le vacche. C'erano 150 vacche di qua e di là. Questo frigorifero del latte qua. Io su questo latte adesso mi trovo 1 milione di multe da pagare perché mi hanno detto che quel latte lì non doveva essere fatto. Ma guarda che io dico, 1 milione di euro? Certo, 1 milione di euro di multe da pagare. Ti mettono perché tu hai prodotto 4 litri di latte, no, in più. Dico, sì, in più, ma io non ho prodotto in più, io sono munto le mie vacche, altrimenti dovevo ucciderle. Però dovevano... Ma lei non doveva averle quelle vacche, però, se c'erano delle quote, se non aveva le quote... Dovevano dirmelo che quel latte lì, subito però. Da domani mattina hai finito la mia quota, no? Io, quando hai finito la tua quota, io il latte non te lo ritiro più, perché tu non lo puoi più consegnare. Ma vedi, qua c'entra ancora la merda, ma noi abbiamo vissuto qua 20 anni, io almeno 20 anni che ho iniziato dopo i miei, a lavorare nell'umidità e nella merda per fare cose, per fare il latte che era qua, io non l'ho venduto, me l'hanno portato via gli industriali, non me l'hanno pagato, io sono il delinquente e loro non sono corresponsabili della cosa. E quando ho venduto le vacche, ti dico la verità, vacche mandate a macello che facevano 50 litri di latte. Quando l'ha vista andare via? No, non le ho guardate andare via. Quando arrivi qua e vedi la stalla che è vuota, è un fallimento. Fallimento dallo Stato. Questo è un fallimento dallo Stato. Basta. Allora, un allevatore così ce l'abbiamo in studio, Paolo Brigatti, che abbiamo sentito ieri, no? O meglio, uno che produce, uno che lavora, uno che dice ma io il mio latte non ho neanche ricevuto il pagamento, le quote me lo dovevano dire se io sforavo la quota o no, ma abbiamo visto, poi lo ripercorriamo il discorso perché è centrale, che qua non c'erano neanche le certezze sui numeri delle quote, venivano taroccati i metodi di calcolo delle quote per fare l'interesse di chissà chi e di chissà cosa, anche questo è un altro punto. È emerso chiarissimamente in un colloquio, del quale poi parleremo ancora perché è un colloquio clamoroso, eclatante, fra il capo di gabinetto del Ministero delle Politiche Agricole
e il comandante del comando dei carabinieri politiche, agricoli e alimentari che fa l'indagine su questa questione, il tenente colonnello Marco Paolo Mantile, che registra il colloquio, è disponibile anche su YouTube per chi lo volesse cercare, intercettazioni Mantile Ambrosio che poi sarà arrestato, il capo di gabinetto, con una montagna di accuse, anzi si parla di una vera e propria associazione a delinquere all'interno, un diffuso sistema corruttivo all'interno del Ministero dell'Agricoltura, e Ambrosio verrà arrestato con una quantità di accuse impressionanti. Tra l'altro manterrà il suo posto per un certo periodo comunque. Insomma, il colloquio tra Ambrosio e Mantile è disponibile, ripeto, anche su YouTube, ve lo potete ascoltare, ma lì viene fuori chiarissimamente che per motivi politici si cerca di tenere nascosta la verità dei numeri. Allora, vediamo di fare un po' d'ordine e intanto diamo il benvenuto e buongiorno, oltre che a Paolo Brigatti, anche ad Alessio Crippa, che dovrebbe essere in collegamento telefonico con noi. Vi chiedo brevissimamente, buongiorno Crippa, poi apriamo anche alle linee telefoniche perché la gente credo che abbia domande da fare. Una brevissima autopresentazione, Paolo Brigatti e Alessio Crippa. Buongiorno a tutti, sono Paolo Brigatti, ho un'azienda agricola da latte, faccio parte dell'associazione produttori di latte Pianura Padana, con la sede a Treviglio, sono nel CDA, ero vicepresidente della cooperativa Lombarda. Volevo specificare, l'agricoltore che avete sentito prima in audio si chiama Bavesi, era socio della mia cooperativa, ha dovuto vendere le vacche e gli venivano le lacrime agli occhi, perché noi abbiamo avuto la cooperativa sequestrata e confiscata e fatta fallire dalla Procura di Milano, dal PM di Milano, dalla Procura, e ancora in questo momento abbiamo 10 milioni bloccati da quei signori, malgrado la Suprema Corte di Cassazione di Roma ci abbia dato ragione, perché il fatto non sussiste e quindi dovremmo ritornare a pre-arresti, a pre-confisca e a pre-tutto quanto. Intanto questo signore è chiuso, è malora. Ho fatto il funerale a 2 miei colleghi e molte altre aziende hanno chiuso, non sono andate in televisione, comunque hanno chiuso anche altri. E vorrei sapere una cosa, il fatto non sussiste, tutti assolti, ma i danni chi li paga adesso? Responsabilità civile di qua di là, perché io ho qua una copia della sentenza poi ne parliamo. Crippa, autopresentazione e un piccolo commento a quel servizio che abbiamo mandato in onda prima sul caso di un vostro collega allevatore con le lacrime agli occhi: ho venduto le vacche, c'ho 1 milione sulla testa di quota di multa, e per di più quando producevo non venivo magari neanche pagato. Sì, allora io sono Alessio Crippa, sono un produttore di latte. Io con i miei 2 fratelli abbiamo l'azienda a Gessate in provincia di Milano. Come già detto ieri e più volte, ero presidente della cooperativa della Lombarda, e il 9 di febbraio del 2009 io sono stato arrestato, la cooperativa con tutti i suoi beni, caseificio, formaggi, latte vari, è stato tutto prima sequestrato e poi con il primo e secondo grado è stato confiscato il tutto. Sul produttore come allevatore Pavesi ce ne sono tanti altri che sono stati vittime di questo sistema mal composto da alcuni personaggi che truccavano i dati e facevano figurare i produttori di latte tutti fuori quota. A entrambi i miei ospiti adesso chiedo una breve sintesi del perché nasce il sistema delle quote latte nel lontano 1984, se non vado errato. Quindi stiamo parlando di una questione che ha ormai i suoi bei 30 anni e più, e che peraltro il regime delle quote latte è destinato a sparire adesso, ad aprile 2015. Cosa abbia lasciato sul campo? Abbiamo visto distruzione sostanzialmente, le lacrime degli allevatori in una realtà come quella della Pianura Padana, che è uno dei grossi comparti produttivi, credo a livello europeo, di latte, è una zona nella quale si produce la parte principale del latte in Italia. L'80% del latte è fatto in Pianura Brigatti Padana. E poi Crippa. Perché nasce il sistema delle quote latte? Che cosa significa? Cioè in pratica la Comunità Europea decide tot produzione deve essere fatta dalla Francia, tot dall'Italia o no? Come funziona? Non è così. Lo chiedo a entrambi. Non è così. Allora, perché nasce e con quale logica? Allora, è nato nell'84. C'è una logica buona all'inizio?
No, glielo chiedo, poi c'è tutto lo Sì, spazio per parlare. la logica buona c'era, perché innanzitutto bisogna dire una cosa: nell'84, quando si sono inventati di contingentare la produzione, c'era un surplus produttivo a livello europeo, l'Europa era molto più piccola, erano molto meno stati, e quindi bisognava mettere un tetto alla produzione perché i prezzi erano in calo e gli stati dovevano intervenire tramite meccanismi di ammasso, i famosi magazzini AIMA, per ritirare produzioni dal mercato, trasformandole in burrate da mandare poi sui mercati esteri, magari anche con donazioni ai paesi del terzo mondo. Era un sistema molto costoso e comunque non riusciva a calmierare la produzione. Allora cosa hanno fatto? Hanno stabilito delle quote di produzione chiedendo a ogni singolo stato quanto latte produceva. Noi italiani, sempre additati come furbi di qua, di là, imbroglioni, in questo caso ci siamo comportati non correttamente, ancora di più, perché addirittura abbiamo dichiarato una produzione ancora più bassa di quella che in realtà producevamo, perché c'era una piccola parte di latte nero in alcune zone, cioè non veniva dichiarato, perché magari veniva trasformato in formaggio venduto alla popolazione locale in alcune aree del paese. Altri stati, e ci sono i dati, ancora oggi, a distanza di 26 anni, anzi di 30 anni, 31 anni, non hanno ancora raggiunto la loro quota di produzione. E quando hanno dichiarato la loro quota di produzioni, comunque hanno dichiarato quote che erano ben oltre, al di là del loro consumo interno. Casi eclatanti sono, ad esempio, paesi come l'Irlanda, che ha dichiarato una quota produttiva, e magari probabilmente la faceva anche 5 volte il suo consumo. Però la responsabilità di aver dichiarato le quote sta al paese, giusto? Volevo puntualizzare una cosa. Questo regime delle quote latte, che già la parola regime in un sistema globalizzato, in un sistema democratico di libertà, è un po' dura, no? Quando è stato messo in atto era già in contrasto col Trattato di Roma del 57, che è quello costituente della Comunità Europea, perché ci sono 3 articoli, esattamente l'articolo 39, che dice che bisogna sviluppare e promuovere proprio l'agricoltura in ogni paese e assicurare in ogni paese la sua indipendenza alimentare, cioè la sicurezza dell'approvvigionamento. Quindi già quando era stato fatto bisognava contestarlo. Per di più in quel periodo è stato fatto un baratto, praticamente uno scambio. Hanno accettato i contributi per i poli siderurgici, che adesso ci troviamo le cattedrali nel deserto. No, cattedrali del deserto. Purtroppo sono scorie nucleari, perché il Bagnoli sappiamo che è una polveriera, cosa c'è sotto e cosa ha creato nell'ambiente intorno. Bagnoli e Genova hanno ricevuto la possibilità di produrre acciaio in un paese che non abbiamo materia prima, non abbiamo fonti energetiche, non abbiamo niente, sovvenzionati a scapito appunto dell'agricoltura continentale, latte e carne e anche quote di altri prodotti. Questo sistema però doveva durare solo 3 anni, invece è andato avanti 31. fino a 31. Questo è in sintesi. Allora, mi faccio sintetizzare. Primo, c'è da discutere sulla legittimità del concetto di quote. Lei dice, punto secondo, siamo partiti male perché abbiamo accettato una quota ampiamente inferiore alla nostra capacità produttiva e alla produzione reale. Al nostro fabbisogno, perché la nostra quota che abbiamo chiesto noi, cioè non è la colpa del Corte europea, la colpa è del governo italiano che ha chiesto una quota. Ministro Pandolfi 84. Ministro Pandolfi sicuramente non era solo, era l'espressione di un governo. Ha chiesto una quota di produzione pari esattamente a poco più del 50% del consumo, e per di più è stata dichiarata per difetto rispetto alla produzione ideale. Da quel momento in avanti sono stati fatti dei pasticci e degli aggiustamenti, tutti a discapito dei produttori e a danno della collettività, perché sono stati sempre pagati fior di miliardi di lire e poi di euro, per comunque cercare di ovviare a questo peccato originale. E questo è inaccettabile, che tutto questo venga solamente riversato sulle spalle degli allevatori, perché quando io mi sento dire... poi glielo chiedo anche a lei, intanto voglio sentire anche Alessio Crippa su questo giudizio, diciamo. Allora, nasce male la cosa fin dall'inizio, ma poi come si struttura? Voglio chiedere un suo parere, Crippa, e poi capire anche, e poi di nuovo torna a Brigatti, come si struttura poi praticamente e perché si arriva al problema delle multe, attraverso quali passaggi. Crippa.
all'inizio, quando è stato fatto il censimento, è stato gestito da Unalat e sappiamo tutti com'è finita. Unalat era un'associazione di produttori in Lombardia che la vecchia AIMA gli aveva dato mandato di fare il censimento e di stabilire la reale produzione italiana. Come diceva prima Paolo, questo non è avvenuto, anzi ne hanno dichiarata molto meno e quindi noi produttori giovani, diciamo giovani anche se ormai giovani non lo sono più, perché per la regione Lombardia uno quando supera i 40 anni non è più giovane, però dei ragazzi, chiamiamoli ragazzi di 47, 48, 45, 46 anni non sono più giovani e sono costretti a produrre con la quota che produceva mio padre e il papà di Brigatti. Naturalmente, come diceva Paolo, negli anni ti evolvi, ti strutturi, le strutture moderne, il miglioramento genetico delle vacche, automaticamente la quota tua individuale non ti basta più perché le vacche fanno più latte. Ecco, com'è che allora viene gestito poi nella prassi? Allora, nasce con una quota che già non rispecchia la realtà e neanche il fabbisogno, Sì. né la realtà produttiva né il fabbisogno. Come si struttura poi materialmente la questione e perché scoppia la questione delle multe, delle compensazioni? Cioè, fatemi capire esattamente come funzionava il meccanismo. Questo voglio chiedere a voi due, prima di andare avanti e di toccare il punto centrale, perché poi il punto centrale è il tarocco. Su quello, ma quella è una cosa talmente eclatante che praticamente la ignorano tutti. Cioè, questo è il punto poi su cui arriveremo. Però io voglio capire prima come funzionava materialmente. Allora, materialmente funzionava che in pratica le quote agli C'è una quota nazionale, poi cosa ci sono? Quote regionali, quote individuali? Allora, c'è un bacino unico nazionale, si chiama, che è stato suddiviso tra i vari allevatori in base al latte fatturato dell'anno 88 per quasi tutta Italia, invece per una zona del paese in base a autocertificazione. Pubblicità, poi torniamo subito. Chiedo scusa, Brigatti. Con Renault la bella stagione arriva prima. A maggio. Allora, rieccoci in onda. Io voglio chiedere a Paolo Brigatti e ad Alessio Crippa una sintesi estrema, proprio perché qua ci sono carte di ogni genere, è stata una questione complessa giudiziariamente, anche lo sappiamo e lo sanno anche i protagonisti e le persone che abbiamo qui ospiti oggi. Però voglio chiedervi proprio uno sforzo di sintesi massima a beneficio di chi ci ascolta. Abbiamo capito come nasce, abbiamo capito che nasce già sbagliata la questione in termini di produttività, di fabbisogno, eccetera, non rispecchia la realtà delle aziende italiane, neanche il fabbisogno interno, e quindi non può essere uno strumento di sviluppo, no? Non può incentivare un settore, come diceva il Trattato europeo. Fatta questa premessa, allora come poi materialmente si sviluppa la questione e perché arriviamo alla questione delle multe? Vi chiedo uno sforzo veramente di sintesi che so che non è semplice, però so che ce la potete fare, sia Brigatti che poi
Alessio Crippa. E poi andiamo al dunque, quello che vi abbiamo parlato ieri credo abbia colpito di più l'attenzione di tutti, perché è ignorato da tutti. Benissimo, come funziona e perché si arriva alla questione multe? Allora, ogni Stato membro della UE C'ha la sua quota. ha la sua quota, che è una quota che ha richiesto. Quindi ognuno dello Stato. Ognuno piange dei suoi mali. Perfetto. Quindi è inutile che puntiamo il dito. Come viene gestita poi questa quota negli anni? Questa quota è stata gestita come bacino unico, cioè lo Stato non l'ha mai divisa fino all'anno 88. Tant'è vero che facevano pagare un montante compensativo, mi ricordo benissimo, erano 10 lire al litro per ogni litro di latte prodotto, e andavano questi soldi a tutti, raccolti da tutti gli allevatori della UE in quel momento, servivano per pagare gli ammassi del latte, per fare polvere di latte e burro. Cioè ognuno si tassava con questa cifra, si chiamava montante compensativo, serviva per questo scopo. Nell'88 poi, senza comunicare a noi, hanno iniziato a pensare di dividere le quote, mentre gli altri paesi l'avevano già fatto all'interno dei paesi, all'interno dei singoli paesi. L'Italia ha pensato di farlo, ma in pratica l'ha messo, ci mandava delle indicazioni produttive nel 92, 93, 94, ma dividerle in che senso? Dividerla nel senso che ogni azienda agricola gli è stata attribuita una quota in base al latte che aveva fatturato nell'anno 1988. Ma questo è stato comunicato negli anni 90. Poi hanno messo in pratica queste quote operativamente, nel senso chiedendoci i soldi, a fine novembre del 96, dicendoci: tu nel 95 dovevi produrre quello che hai prodotto nell'88, quindi io adesso fine 96 ti multo per tutto quello che hai prodotto l'anno scorso in più rispetto a quello dell'88. Retroattivamente. E notare bene, nel 92 c'era arrivata un'altra assegnazione produttiva che si chiama quota B, mentre la prima, la produzione 88, era la quota A. La quota B era la produzione fatturata nell'anno 92 in più rispetto alla quota A. Cioè se io avevo prodotto 100 nell'88 mi avevano dato una quota equivalente a 100. Se nel 92 poi avevo prodotto e fatturato 130, mi era stata assegnata un'ulteriore quota pari a 30, e quindi avevo una quota A più B 100 più 30, 130, per fare un esempio. Nel 95 e 96, a fine 96 hanno iniziato a dire: no, la quota B però stiamo splafonando, iniziamo a ridurla. Hanno iniziato meno 25%, meno 50%, tagliare le quote, meno 75% delle quote B fatturate. E nello stesso tempo, negli anni 92-93, hanno messo in atto un regolamento interno tutto italiano che prevedeva di certificare le quote autocertificate. Cioè c'è stato un periodo 93-94 in cui in alcune aree del paese uno andava in comune e diceva: io ho prodotto 10.000 quintali di latte, ma hai avuto una vacca, ma hai avuto una stalla, e lo Stato gli mandava 10.000 quintali di quota. Attenzione bene, 10.000 quintali di quota anni 96-97 sul mercato erano 1 miliardo di lire. Perché si potevano commerciare le quote. Altra anomalia tutta italiana, hanno iniziato a far commercializzare le quote. Cioè io potevo vendere la mia quota a un altro. Il problema è che nell'est d'Europa la quota era legata all'azienda agricola, alla terra, cioè uno acquisiva il terreno, se c'era la stalla col bestiame si trasferiva tutto quanto. In Italia hanno messo la libera compravendita della quota. All'inizio l'ha messa solo... Cioè uno che fa il pasticcere poteva comprare una quota. Ma sì, ma quello non è un problema, basta che comprava anche l'azienda agricola col terreno. Certo. Invece qua ti vendono solo il pezzo di carta. Cioè la quota. Sì, la quota, il pezzo di carta che ti attribuisce la quota a 1.000 chilometri di distanza, magari te la vendono. Ecco, Crippa, adesso facciamo questo ping pong. Crippa, ma chi è che ha concepito, lo chiedo anche a Brigati, ma chi è che ha concepito una roba così? Guardi, non lo conosciamo ancora adesso. Comunque sono state le istituzioni, quelli che stavano nelle stanze dei bottoni, che dicevano a Crippa abbiamo dato 100, a Brigati abbiamo dato 130, diamo la possibilità di commercializzare le quote a un libero mercato e chiunque le poteva comprare. E infatti negli anni dal 95 al 2003 i prezzi delle quote erano andati diciamo a 1.500, 1.600, 1.800 delle vecchie lire. Poi dopo anche con l'euro erano state care. Però per gestire il sistema delle quote latte lo Stato italiano aveva visto che Unalat non era in grado di gestire
aveva incaricato Agea di gestire le quote latte. E qui arriviamo alla Agea, giusto? Sì, che è un po' il fulcro del nostro discorso anche di ieri. Brigatti voleva dire una cosa, Sì, una cosa poi che- a entrambi faccio già una domanda. Cioè, Come esce la questione delle multe? Prima una precisazione. Unalat non è stata in grado di gestire e la Corte dei Conti. Unalat cos'era? L'Unalat era l'associazione di tutti i produttori, ma in pratica era gestita dalle sindacali, cioè dei vertici delle sindacali. Uno non sapeva neanche. Per legge doveva avere un Stiamo parlando col diretto CIA Confagricoltura. Sì, la famosa triplice. Allora, è stata condannata dalla Corte dei Conti a pagare 3.600 miliardi esatto, no, di lire per la cattiva gestione dei dati. Ho qua copia, no? Copia che allora a quel punto lo Stato dice Unalat, cioè, come diceva Crippa, non funziona. Nel famoso pacchetto da 4 miliardi e 7 dei 1.000 disonesti ci sono dentro anche 3.600 miliardi di Unalat, cioè bisognerebbe fare un piccolo distinguo. Vabbè, comunque adesso sono riuscito a farlo. Giusto. Quindi a un certo momento si dice Unalat non va bene, mettiamo tutto in capo alla Agea, che è un'agenzia governativa, che è l'agenzia del Ministero delle Politiche Agricole. Sì, che è quella, praticamente è l'evoluzione naturale dell'AIMA, che si occupava appunto del ritiro degli esuberi, degli eccessi di tutti i settori. In che anno scoppia la questione delle sforamenti, multe, eccetera? Crippa e poi Brigatti. Come diceva Paolo, è stato applicato questo regime retroattivamente nel 95, 96, 96, 97, quando è scoppiata la famosa battaglia. La fermo un attimo perché chi ci ascolta deve capire bene, io compreso per primo. Retroattivamente, ci hanno insegnato anche alle elementari, quando ci faceva educazione civica, che non si fa più e i risultati si vedono, che le cose retroattive di solito non vanno fatte. Però all'AIMA e Agea l'hanno fatto, perché è scoppiata la battaglia di Linate con tutti i trattori a Linate e con tutti i produttori, perché nel 96-97 ci volevano, alcuni hanno già addirittura pagato e hanno chiuso le aziende agricole perché hanno dovuto pagare le multe, del latte prodotto fuori quota nell'anno 95. Cioè, ma come puoi dirmi dopo 2 anni, guarda che tu nel 95 hai prodotto più latte? È come a lei che è stipendiato, fra 6 mesi le dicono tu hai fatti troppi straordinari, adesso non ti pago e li verso allo Stato. È questo che è successo. Quindi nasce nel 95-96 la questione. Esatto. Scoppia, diciamo. Scoppia la prima battaglia, i primi ricorsi. Infatti il governo, che era rappresentato da Prodi, e c'era il buon ministro Pinto, ironicamente, istituisce la prima commissione d'indagine. La prima commissione d'indagine scopre le truffe. Dopo 6 mesi, 8 mesi, 10 mesi, scopre tutte queste truffe, vengono portate al governo. Per truffe cosa intendiamo, diciamo, per essere chiari? Allora, praticamente è stato scoperto che in Piazza Navona c'erano le vacche, le famose vacche. C'erano le vacche. Poi al sud c'erano i caseifici, però gli L1, che sono le dichiarazioni dei primi acquirenti, che i primi acquirenti sono i caseifici, dichiaravano che ritiravano il latte, ma le stalle avevano capi zero. Allora, in questo guazzabuglio, diciamo, mucche a Piazza Navona, caseifici fantasma, stalle fantasma, perché deve pagare l'allevatore Brigatti, l'allevatore Crippa, l'allevatore Bavesi, gli altri tantissimi... Pavesi, chiedo scusa. Cioè, perché? Perché praticamente nella famosa stanza dei bottoni veniva dichiarato più latte di quello che veniva assegnato all'Italia. Però quelli che pagavano erano i veri produttori onesti, che il latte lo fatturavano e il caseificio primo acquirente dichiarava la reale produzione con i reali capi da latte. Nel frattempo, gestione Agea, veniamo a scoprire appunto che 2010, visto che si fanno le prime indagini, le indagini poi si susseguono fino a un certo punto in cui le indagini arrivano in capo ai carabinieri politiche agricole e alimentari nel 2010, al colonnello Mantile, no?
C'è Sì. qualcosa da dire prima, Brigatti? Sì, cioè, già nel 97 il generale Lecca, la commissione Lecca. Commissione Lecca, voluta dal governo Prodi, presidente Scalfaro, mi ricordo la frase: prendete e processateli tutti, quando i nostri colleghi del Veneto hanno spruzzato glucome sull'autostrada e sulle forze dell'ordine. Pinto, ministro dell'agricoltura, ministro degli interni Napolitano, tanto per fare il quadro della situazione. E la commissione Lecca? Botte da orbi. Mi ricordo. Commissione Lecca, 3 commissioni Lecca. La prima cosa che hanno messo in evidenza era la massiccia importazione di polvere di latte, di caseinati di origine vegetale, di siero di latte, di similgrana, di tutti, insomma, tutto un mondo di roba più o meno commestibile che assomigliava a quanto veniva prodotto in Italia. E questo è stato quello che è emerso dalla commissione Lecca. Per italiano, insomma. E siccome entrava in nero, è entrato nel circuito italiano. Esatto, è entrato nel circuito italiano e caricato su aziende italiane che inesistenti. Volevo puntualizzare una cosa: proprio ci sono diversi passaggi della commissione d'indagine del generale Lecca che mettono in evidenza il fatto che il mercato del latte italiano era fortemente condizionato a parte l'importazione regolare di un massiccio quantitativo di materia prima, ma veramente da tutti questi prodotti che venivano poi trasformati magicamente in prodotti italiani. Ma è la stessa cosa che comunque abbiamo adesso, è la stessa cosa che il comando NAC del colonnello Mariani nel 2003 aveva evidenziato, la stessa cosa che poi col governo Bossi e Berlusconi nel 2009 col buon ministro Zaia, finalmente dietro la pressante incalzare del Comunità Europea che chiedeva riscossione delle multe perché le procedure di infrazione si sono ripetute iosa su questa partita, hanno messo in campo una task force a comando del generale Alonsi, il cui uomo, il suo sottoposto era il colonnello Mantile, e forti, cioè, visto cosa i loro colleghi di NAC del 2003 cosa avevano scoperto, sono partiti e, acquisendo dati dai computer del Ministero dell'Energia e dello Zoo Profilattico di Teramo, sono emerse 4.500 pagine di acquisizione di documenti ufficiali del Ministero della Salute, l'IST di Teramo fa parte del Ministero della Salute, e di AGEA del Ministero della Sanità. Cioè ci sono centinaia di mail scambiate tra vari personaggi dove dicono: inseriscimi 300.000 capi per l'anno 2004, 400.000 per l'anno 2005, perché dobbiamo giustificare 110 milioni di latte fatturato, non prodotto, perché in Italia purtroppo quello che conta è la carta, non la realtà dei fatti. Noi abbiamo chiesto con decine di manifestazioni di andare a contare le vacche nelle stalle, ma anche perché... Vabbè, si può fare no, ma si può fare retroattivamente, perché per legge, per consegnare del latte a uso alimentare, qualunque, cioè del latte, per poter vendere il latte bisogna avere un'autorizzazione sanitaria per venderlo. E questa autorizzazione sanitaria viene dopo la certificazione che il bestiame, che la stalla sia sana. E per certificare che la stalla è sana bisogna avere i prelievi del sangue che la mandria, ogni singolo capo dell'anno 2000 al suo passaporto con la sua matricola, cioè sono tutti schedati i bovini, a differenza della gente che gira per la penisola, non voglio entrare in altre questioni. Ogni singolo capo da latte, femmina o anche maschio riproduttore, al suo esame del sangue, e per 10 anni questi esami devono rimanere nelle alte di competenza o negli istituti zooprofilattici che fanno. Noi abbiamo sempre chiesto: andiamo a vedere 9 anni fa, 10 anni fa, quante fialette di sangue corrispondono alle vacche. Ci è sempre stato negato l'accesso a questi atti. Questa cosa... Che è l'ABC. Cioè, è come dire, in quel parcheggio lì tiene 100 macchine, no, per me mantiene 200, buona. Facciamo una cosa, andiamo a contarle, che problema c'è? No, non si può fare. Crippa, si poteva quindi avere accesso, cioè si sarebbe dovuto e si sarebbe potuto accedere ai dati veri, giusto? Quello che hanno fatto i carabinieri poi. Sono lì, ci sono state le indagini dei carabinieri, ci sono andati e hanno trovato queste magiche vacche di 999 mesi.
e Poi, modificando l'algoritmo automaticamente andavamo a produrre il latte fuori quota. allora, i carabinieri. I carabinieri cosa hanno fatto? Hanno preso i dati ufficiali di Agea sul numero dei capi, perché bisogna dichiarare quanti capi si hanno in mungitura, sugli L1, un sacco, come ripeto, la carta riceve qualunque cosa. E poi sono andati a chiedere, a verificare, acquisire i documenti dello zooprofilattico, che dipende dal Ministero della Sanità. Là ci sono i capi, quelli provieni del sangue, e c'era uno scostamento di... c'è proprio la conclusione, le 4 righe di conclusione, che confrontando i dati della banca dati nazionale con quelli di Agea si arriva a un calcolo stimato di sottoproduzione del 10-12%, e questo mette in discussione fortemente lo splafonamento e quindi il superprelievo a partire dal 95-96 al 2007-2008, e quindi le multe non sono dovute. Queste sono le conclusioni dell'indagine del Comando Carabinieri, ma supportate, come ripeto, da 4.500 pagine di documenti acquisiti. Allora, adesso io faccio una piccola sintesi e poi chiedo a Brigatti e a Crippa di integrarla, di correggermi, perché mi sbaglierò sicuramente in qualcosa, e poi sentiamo dopo anche chi ci sta seguendo che domande ha da fare, e altre precisazioni le faccio fare tutte, Brigatti, non si preoccupi. Quindi la mia piccola sintesi è questa qui. Fatto questo quadro, lei ha citato prima l'ennesima indagine, si può dire, però quella precisa dei carabinieri guidati da Alonzi. Volevo precisare, cioè sottolineare un fatto. Mentre il buon Lecca e il colonnello Mariani si sono fidati del governo e quindi hanno dato in mano tutte al ministro dell'agricoltura del tempo e al Consiglio dei Ministri, i forti delle esperienze precedenti, il colonnello Mantile ha depositato tutto il suo lavoro in 70 procure, compresa quella di Roma. Questo è importante da dire. No, questo è importante perché, cioè, come risulta ad esempio io ci sto arrivando, dalle famose 13 pagine, c'è stato un bel... Allora, il colonnello Mantile, faccio la mia piccola sintesi, giustamente dice, perché capita l'aria che tira, diciamo, la commissione guidata di inchieste, i carabinieri guidati da Alonzi, il comandante, il colonnello Mantile va a fare la sua indagine, però appunto sapendo che aria tira, cosa fa? Addirittura arriva al Ministero, il dialogo di cui abbiamo parlato ieri, arriva al Ministero delle Politiche Agricole dal capo di gabinetto del Ministero, il dottor Giuseppe Ambrosi, il famoso centurione arrestato per altre questioni, per quel sistema di malaffare al Ministero dell'Agricoltura, con un bel registratorino in tasca, no? Depositando giustamente, poi lei dice, tutte le indagini a diverse procure, in maniera tale che non va a finire in un buco nero, no? La cosa non si ferma a livello di governo, viene conosciuta, deve essere conosciuta. Allora, arriviamo a un certo punto a questo incredibile colloquio tra il tenente colonnello Mantile, che comanda il carabinieri delle politiche agricole che fanno l'indagine, presso lo studio, l'ufficio al Ministero del capo di gabinetto del Ministro delle Politiche Agricole. Un colloquio incredibile, perché a un certo momento il dirigente ministeriale dice: ma qua la questione è tutta politica sostanzialmente. Io lo so che i vostri numeri sono numeri veri, cioè quelle inchieste di cui parlavamo prima. Parliamo al plurale, siamo pubblica amministrazione, anche se voi sta facendo un'indagine. Voi eravate amministrazione pubblica sulla verifica dei dati, dice il dirigente, il capo di gabinetto del Ministero. La nostra cosa è corretta, cioè la vostra indagine, i vostri numeri. Comunque, politicamente non la possiamo utilizzare, perché anche se fosse, e adesso le spiego il perché, anche se fosse correttissima, noi verremmo meno a un impegno politico che abbiamo preso con la Commissione europea. Abbiamo verificato che i dati sono sbagliati, ma se diciamo così, cade tutto il castello, dice il capo di gabinetto del Ministero, cioè cade il castello di 5 anni di anticipo delle quote, eccetera, eccetera. E la Commissione europea, per come ci troviamo, ci si incula, dice letteralmente il capo di gabinetto. Non bisogna guardare con le lenti da miope per non mettere in difficoltà il Ministero. E poi ancora, mettiamo che è corretto quello che era scritto nella relazione di approfondimento, dice il capo di gabinetto. Rimane tutto il dato politico che ci cade tutta l'impalcatura. Cioè qui probabilmente
Se c'è qualcuno che ha violato la legge penale è giusto che paghi, ma non si può dire che siccome ci sono dei ladri è tutto un paese di ladri. La preghiera che le rivolgo, insomma, lei a un certo momento, questo capo di gabinetto dice addirittura, ma lei quando il ministro Zaia le ha chiesto un'indagine, lei non la doveva fare, non doveva farla, non dovevate essere messi nelle condizioni di scrivere. Che è come dire, perché se lei fa l'indagine, vengono fuori i dati sono corretti, ci cade tutta l'impalcatura, no? Allora, l'impalcatura era talmente assurda e talmente taroccata, qui faccio la mia piccola sintesi, poi sento voi. Allora, abbiamo la riprova matematica, questo è un colloquio surreale, incredibile, pazzesco, ma vero. Poi spesso il dottor Ambrosio dice, guardi che qui siamo off the record, cioè stiamo parlando tra di noi, mi raccomando, quindi io non sono al telefono, non sono intercettato, e invece, per dire che aria tira da quelle parti, il colonnello dei carabinieri va là col registratore, cioè è davanti a un delinquente tale, evidentemente, che si porta il registratore dietro. E ha capito, diciamo, cosa c'è. E i numeri sono veri, lo dice perfino lui, il capo di gabinetto del ministero. Però mi raccomando, stiamo parlando off the record, non glielo dico perché siamo amici, poi amico di qua, amico di là, è amico di tutti sto Ambrosio, nostro capo di gabinetto, però il dato fondamentale è qui, i dati sono veri, quindi non stanno in piedi, ma cosa succede poi? Che di lì a qualche tempo questa cosa trova la sua sentenza addirittura, perché è scritto in una sentenza di un tribunale del GIP Giulia Proto, lo faccio semplice, che i dati sono esattamente quelli dei carabinieri, quindi la cosa non sta in piedi. Però, dice il GIP, qua c'è stato un errore di natura contabile e io voglio capire a chi va a godere di questo errore, cioè un errore a beneficio di chi? Perché l'errore per me non è possibile, punto e basta, cioè non è possibile che sia stato un errore contabile e lo sa anche il capo di gabinetto 3 anni prima. Chiedo scusa, finisco e poi mi fate tutte le osservazioni vostre e ve le chiedo anzi. Quindi non è un errore contabile e se non è un errore ci deve essere una finalità. Qual è la finalità nel taroccare tutti questi dati? È chiaro, fare commercio illegale, fare di tutto e di più, avere mano libera e per sanare, tra virgolette, questo che il GIP chiama errore contabile, cosa mi invento? Ma tarocchiamo pure anche la formula matematica il metodo di calcolo delle quote. Chi se ne frega? Cioè aggiungiamo illegalità a illegalità e tutto questo sta scritto in una sentenza che dice al pubblico ministero, caro pubblico ministero, adesso non è truffa, però è un falso. Quindi bisogna indagare. Sono state fatte indagini, a che punto siamo? Punto primo, sono state fatte indagini o no? E a che punto sono le indagini? Però la domanda fondamentale è, in questo quadro qui, con queste cose incredibili che la popolazione italiana non conosce, perché bisogna pagare le multe? Per quale diavolo di motivo io devo pagare sulla base di un castello di cose che sono nate male già prima di questa storia dei taroccamenti, dei numeri? Portano le persone a finire suicide magari a volte, perché c'è il debito che ti opprime. Portano le persone in tribunale, portano le persone a perdere l'attività di lavoro e l'indotto pure, perché in un periodo nel quale l'economia non va bene c'è anche questo dato qui. In più ci sono drammi personali, ci sono vicende come quella per esempio che ci ha raccontato anche ieri Crippa, arrestato, condannato a 6 anni, primo secondo grado, poi assolto, però te devi pagare, non puoi ancora liberamente operare, non puoi fare la tua attività che hai sempre fatto. Allora Crippa, io voglio un giudizio proprio chiaro, esplicito, netto da lei come persona, come cittadino, come allevatore, e poi Brigatti. Il giudizio. C'è qualcosa da aggiungere, c'è qualcosa da togliere a sto discorso? Mi faccia capire bene. Chi ha detto la verità. L'unica mio rammarico è che ancora oggi nessuno vuole sistemare quella questione. Come diceva ieri Paolo, a giorni arriveranno a noi produttori di latte ancora cartelle esattoriali, dovremo nuovamente mettere mano al portafoglio, andare nelle sedi istituzionali, in tribunali, ma uno non può vivere così, perché se no ci vengono nuovamente a pignorare l'azienda, a pignorare quanti. Cioè, no, io veramente, Crippa, mi spiace interromperla, poi voglio sentire anche Paolo Brigatti, però io mi domando, da cittadino italiano, ma come cavolo si può sopportare una cosa del genere? Qui abbiamo la riprova matematica, lo dice un altissimo dirigente, lo sanno tutti, cioè c'è un tenente colonnello dei carabinieri che va col registratore in tasca perché si rende conto di stare andando in un posto che praticamente è pieno di gente che delinque. I dati sono veri, quelli dell'indagine, cioè non sta in piedi nulla di questa baracca qua delle quote, fin dalla base, fin dall'origine, cioè
Viene fuori una sentenza che dice esattamente questo, pur nel linguaggio felpato delle sentenze, eccetera, distinguendo fra un tipo di reato e l'altro, ma la sostanza è quella lì. Quindi io dico, in base a questo, ma come cavolo è possibile che qualsiasi ministro dell'agricoltura si sia succeduto e qualsiasi governo siamo ancora qua a parlare di questa storia? Ma se sta storia non sta in piedi dalla base, perché devo pagare? Perché devo andare in carcere? Perché devo fare 3 gradi di giudizio per vedermi poi magari assolto? Perché mi devo suicidare? Perché non posso lavorare? E perché devo pagare? Cosa devo pagare se qua non sta in piedi niente fin dall'inizio? Ma tutto quello che è stato fatto per agevolare qualcuno e si metteva in tasca dei soldi che non erano suoi, perché come già vi ho anticipato ieri, sul latte che l'Italia, sulla quota latte che produce l'Italia viene versato dalla Comunità Europea 4 euro per ogni quintale di latte prodotto. Quindi se io lo metto sulla carta, però in quel determinato posto c'è la quota, non c'è la stalla, però io sono nella stanza dei bottoni dove dichiaro le produzioni di latte, dove dichiaro il latte prodotto, dove dichiaro che lì ci sono animali, vi faccio un conto corrente ad hoc, quando arrivano i soldi li mando lì. Adesso io non mi ricordo, è stata fatta anche un'altra trasmissione, non mi ricordo su quale canale, era su una vostra concorrente, dove avevano intervistato una persona che diceva: io ho una pezzamento di terreno di 1 ettaro, dove dichiaro invece 500 ettari e possiedo 400 vacche da latte, prendo tutti gli anni 500-600 mila euro di contributi, e lui diceva 50-80 mila me li metto in tasca io, gli altri li do a quello là. Questo qui più volte gli ha detto chi è quello là, però lui diceva sempre è quello là. Pubblicità, Brigatti e poi le telefonate di chi ci ascolta, perché io non so più cosa dire, cioè mi sembra vabbè, ci risentiamo tra poco. A scuola di business. Oggi musica. Come accordare
Su Radio Padania Libera. Chiama il numero 02 66 23 44 22. Allora, uno si domanda a questo punto perché cavolo devo pagare, però sta di fatto che esistono allevatori che stanno pagando, rateizzando, per cui viene detto spesso, si dice, no, due cose vengono dette. Allora, intanto che il contribuente italiano sta pagando per i ladroni che sareste voi. Sì. E dall'altra parte ci sono allevatori onesti, tanto onesti che rateizzano, pagano a rate. Quindi, per salvaguardare pochi ladroni, che siete voi, Brigatti e Crippa e gli altri allevatori onesti stanno pagando. In più dovrà pagare il contribuente. Su questo io sento Brigatti, sento Crippa e poi sentiamo le telefonate di chi vuole intervenire allo 02 66 20 35 29. Brigatti. Sì, potrei rispondere con 4 righe della famosa registrazione del colloquio tra il comandante Mantile e Ambrosio, il centurione. Sì. Nel giorno in cui hanno fatto questo colloquio c'era una manifestazione della Coldiretti a Roma. Vi leggo proprio testualmente. Sì. Qua è il dottor Ambrosio che dice al colonnello: oggi davanti a Montecitorio c'è la Coldiretti, e la Coldiretti cosa dice? Se i dati sono sbagliati e tu, Stato con l'S maiuscola, governo o Parlamento, mi dice che i dati forse possono essere sbagliati, mentre è certificato dalla dottoressa Proto, da altri, che ci sono gli errori, rivedi bene tutti i conti e restituiscimi quello che 15.000 persone hanno pagato. Cioè, questi sono gli onesti che dal 2003 stanno pagando, no? E ma è logico questo, però. Se i dati sono sbagliati, perché quelli lì devono pagare? No, che stanno pagando, e lui gli dice: politicamente il vostro lavoro è perfetto, perché però non può uscire, perché sennò questi qua dopo smettono di pagare, vanno risarciti. Quindi, certo. Quindi chi è che esercisce 15.000 aziende agricole, no? Ma che è come dire, voltando la frittata, no, è come dire, stiamo ingiustamente facendo pagare questi qui. Per di più la legge che hanno usato, la legge 119 come la 33, è anticostituzionale, perché quando hanno accettato di rateizzare hanno dovuto firmare che avrebbero dovuto rinunciare a qualunque contenzioso in essere futuro, perché non basta definire onesti gli allevatori obbligati a rateizzare, rinunciando al principio costituzionale della contestazione delle sanzioni e della difesa legale. Bisogna anche dire loro che le multe sono frutto di falso ideologico e che pertanto non sono dovute. Gli allevatori hanno diritto al risarcimento. Io sto ancora aspettando la risposta dell'amico Ettore Prandini, che ci siamo trovati domenica scorsa, è presidente regionale della Coldiretti. Ci siamo trovati in un pubblico convegno, la presentazione dell'Expo in provincia di Lodi, c'era presente anche il ministro Martina, e a Ettore, che comunque sa di queste 13 pagine, gli ho anche notificato il fatto che nel mese di novembre GS è costituita parte civile contro il funzionario che ha creato proprio l'algoritmo, era capo di chi ha creato l'algoritmo per giustificare tutti gli errori. E mi chiedo, cioè, visto che è di dominio pubblico questa cosa, come si può continuare a dire ai propri soci di andare avanti a pagare delle rate di una legge come la 119, che primo è anticostituzionale e secondo sta facendo pagare delle multe palesemente non dovute. Ma quindi chiedo a lei e a Crippa, quindi Crippa, gli agricoltori che pagano, come dice il centurione là al Ministero a Roma, ma non possiamo mica dirgli che la vostra indagine è corretta e giusta, perché altrimenti questi 15.000 che pagano cosa facciamo? Dobbiamo restituirgli tutto quello che pagano. Allora questi qua pagano perché? Per quieto vivere? Perché, come dire, in un sistema mafioso tu devi pagare la stecca. Ma qualcuno ha provato a interrompere il pagamento, dopo 3 mesi gli è arrivata a casa la cartella esattoriale, perché come dice Paolo, loro ti fanno firmare e ti fanno depositare in tribunale qualsiasi causa civile nei confronti delle multe sulle quote latte. Quindi loro si sono trovati a pagare la rateizzazione per la crisi che c'è in Italia, in agricoltura e in tutti i settori. Non sono riusciti a pagare alcune rate, gli è arrivata a casa la cartella esattoriale perché non erano più coperte da sospensivi da tribunali. In più dopo è saltato fuori che queste multe non sono dovute perché i dati sono... sì, ma non lo sa nessuno, Infatti il nostro compito è di aprire gli occhi a queste persone, ai nostri colleghi, perché gli allevatori tutti sono stati truffati, chi ha rateizzato e chi ha comprato le quote e i mutui magari per 20 anni o per 30 anni ancora,
Chi come noi ci siamo battuti contro questo regime, contro queste truffe, abbiamo avuto le aziende latte pignorate, i suicidi, il mancato accesso ai PSR, le compensazioni delle PAC, tutta la base produttiva è stata veramente fortemente danneggiata, è stato minato. Guardi, tutto il settore zootecnico, tutta la gente con le calli sulle mani l'ha presa in quel posto, proprio per essere chiari. E io mi aspetto veramente dalla parte sana delle sindacali una presa di coscienza di questo fatto, di queste indagini, perché non è possibile ancora cosa sono? Oggi è il 4, a 26 giorni dalla fine del regime delle quote latte, dover accettare di andare a rattizzare adesso per 30 anni le multe non dovute o far pagare per altri 3 anni 15.000 aziende delle multe ormai certificate in più di un tribunale che non sono dovute. Questo è inaccettabile. Allora, 2 telefonate abbiamo 20 minuti scarsi circa, 02 66 20 35 29. Chi vuole intervenire, chi vuole fare domande, chi vuole approfittare anche della presenza di Paolo Brigatti e di Alessio Crippa, che questa storia qui l'hanno vissuta sulla pelle, continuano a viverla sulla pelle come tanti altri, per carità, però chi vuole intervenire e chiedere tutto ciò che non è ancora chiaro lo può fare adesso. 02 66 20 35 29. Pronto? Pronto, sono in diretta? Buongiorno, prego. Buongiorno, volevo fare una piccola osservazione, sono qui un contadino delle Langhe. Stavano parlando di ste quote latte e parlavano di vacche, di ste vacche, no? Ma non lì hanno sbagliato la pronuncia, lì non si chiamano vacche, si chiamano mucche, perché le vere vacche sono quelle che noi abbiamo a Montecitorio, di destra e di sinistra. Buona Padania. Vabbè, questo è un dettaglio. Altra telefonata, pronto? Sono in diretta? Buongiorno, prego. Sì, buongiorno, una cosa velocissima. Siccome la Costituzione prevede che la nostra nazione è fondata sul lavoro e questi personaggi che hanno inquinato diciamo questa quota latte dovrebbero essere querelati. Quindi se tutti i 15.000, io non sono uno che fa latte, se tutti i 15.000 adesso andare al carabiniere e querelare, io penso che qualcosa si possa muovere. Anche perché queste persone di base hanno dichiarato il falso e hanno fatto delle cose gravissime. Comunque è un tradimento alla Costituzione. Oltre non si può andare, quindi querelate tutti i 15.000 insieme, o che sia la Lega ad aprire un sito, una pagina apposta per aprire questo procedimento. Non so. Bene, allora un'altra telefonata e poi la parola a Paolo Brigatti e Alessio Crippa. Pronto? Pronto, sono io? Sì, buongiorno, prego. Buongiorno, salve, io sono Moretti, sono un produttore del latte qua di Crema, provincia di Cremona. Praticamente ringraziamo voi qua di Radio Padania che avete preso in mano la situazione, perché non c'è nessuno che vuole dare in fondo alla faccenda. Qual è il problema? La gente che hanno rateizzato vado avanti, pago le multe perché non vogliono più rischiare, vanno a letto la sera, vogliono dormire. Vabbè, ma questo si chiama regime mafioso. Uno paga anche se non è giusto il regime dove comanda la mafia, diciamolo piano, o no? Questo qua è il problema. Chi è che ha il coraggio di prendere in mano una situazione del genere? E voi qua come radio fatemi un favore, provate a sentire anche il ministro Martina, se è in grado di darvi una risposta davanti a queste truffe qua, davanti a una roba così colossale. Grazie di tutto e buona Padania. Sentiamolo il ministro Martina. Stiamo già lavorando sul tema. Come è noto, per chiudere questo si sta lavorando e come è noto AGEA in particolare sta sviluppando operativamente la sua attività anche in relazione ad altri soggetti per procedere. Per cui molto seriamente diciamo anche da qui che le regole vanno rispettate, che l'Italia da questo punto di vista ha fatto un lavoro importante soprattutto nell'ultimo periodo e intende andare avanti. Quindi si vedranno i risultati assolutamente a breve. sì. Crippa Brigatti, Crippa. Quando il ministro è ancora le regole vanno rispettate, ma si sono saltati fuori che i primi a non rispettare le regole sono i suoi funzionari, che inizi a bacchettare, diciamo in termine leggero, i suoi funzionari, perché noi abbiamo prodotto il latte, l'abbiamo fatturato, abbiamo versato l'IVA e ci abbiamo pagato le tasse e siamo finiti in galera. Brigatti. Allora, al ministro Martina vorrei semplicemente chiedere una cosa: se è al corrente del fatto che AGEA, che fa parte del suo ministero, si è costituita parte lesa contro il dottor Cerquaglia
che ha l'avviso di garanzia per falso ideologico, per il tarocco dell'algoritmo, perché cioè si costituisce contro il suo funzionario, no? E al tempo stesso ci dice faccio rispettare la legge. Ma quale legge? Io ho in mano le carte della Procura della Repubblica che dicono che in questo momento il responsabile è quella persona, non sono elevatori. Procura della Repubblica e Comando Carabinieri. Lui ha la parola dei suoi funzionari. 2 telefonate ancora. Pronto? Penacca? Sì, buongiorno. Buongiorno, mi sembra il caso 2 di quelli della Totocalcio, insomma, quello che hai già oscurato l'altra volta, mancate delle storie delle slot machine. Slot machine, bravo. Ad ogni modo il discorso è questo: io conosco una persona che appunto ha piantato lì la stalla proprio per questo discorso, una persona a me vicina, cioè ha piantato lì la stalla perché non si poteva andare avanti, diceva, era una banda di pazzi, e a un certo punto ha rinunciato ad andare avanti perché quando ho cominciato a vedere queste brutte modifiche e cose in corso ha mollato tutto. In ogni caso diciamo che grazie tante per queste trasmissioni che fai e tutto, e in ogni caso gli agricoltori hanno perfettamente ragione, quelli giusti, e non so però come facciano ancora a tenere in piedi la Coldiretti, perché io non lo Coldiretti quando trovi che il martello lo fa il governo e l'incudine lo fa il Coldiretti continuando a dire queste cose, non so che credibilità possa avere. Bene, allora questo è un altro tema, quello della rappresentanza degli interessi da parte anche di sindacati, che quella è la loro funzione. L'altra telefonata ancora. Pronto? Pronto? Prego. Buongiorno Giulio. Buongiorno. No, volevo dire, ma non dovrebbero chiudere, ha fatto male a chiudere i manicomi, perché lì se ci fossero i manicomi dovrebbero metterli dentro tutti quelli di Bruxelles, perché lì sono leggi demenziali per me. Ma come si fa a... insomma, qua secondo me Bruxelles c'entra fino a un certo punto, perché la gestione è tutta italiana. Il Centurione è a Roma, i Centurioni al plurale sono stati e sono a Roma, no a Bruxelles, e in regione magari anche, nelle regioni. Perché, voglio dire, anche le regioni potranno dire la loro su sta storia qua, o no? C'è un'altra telefonata. Pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno, sono Maria da Brescia e ho sempre fatto la contadina. Ecco, io dico che fra tante le trasmissioni che ho seguito anche quelle di Rai 3, che risultavano le cassigliette di montagna che avevano una maiusca o due. No, signora, io la sento malissimo, capisco quello che dice, proprio a livello audio. Senta, ha detto che la trasmissione, mi capisce? Di Rai 3. Cioè la trasmissione di Rai 3. Ha capito, Brigatti? Sì. Avevano certificati che avevano 1000 mucche e invece nelle cassigliette in montagna ne aveva 1 o 2. Ho capito, non ho capito, ma ha capito Brigatti. Allora, Rai 3 ci ha fatto una trasmissione report, si intitolava Portavacca, e sono andati a vedere in 2 aziende agricole di montagna, una in Valcamonica e una in Trentino. Uno aveva 13 capi di bestiame e risultavano 70.000, l'altro ne aveva 5 o 6 e risultavano 43.000 in anagrafe. A insaputa dei proprietari sono andati a intervistare i responsabili di Agea, gli hanno detto ma sono errori, sa, una volta era con la carta, adesso basta digitare, certo. Gli zeri partono. La prima risposta, comunque è un errore. Dopodiché il cronista, questo per farle vedere la faccia tosta, ha girato pagina e l'anno dopo gli stessi 70.000 capi erano caricati su un'altra azienda dello stesso piccolo comune di montagna, proprio identico, no? Altri 70.000 capi in più. Cioè, per fare i 300.000 capi non è che si sono sbattuti troppo, ne hanno caricati in 4 aziende i 400.000 capi che gli servivano per giustificare la produzione. Le aziende di chi? All'insaputa, aziende di agricoltori di montagna che sono in zona svantaggiata e quindi non è prevista una compensazione, qua si apre un altro capitolo, che non è controllata, e quindi lì i controlli non ci sono mai, e in quelle zone lì hanno caricato insaputa di questi piccoli allevatori. Quindi questi qui non ne hanno tratto beneficio? Assolutamente no, assolutamente Era no. solo per far tornare i numeri dei Centurioni. Io torno al discorso di prima. Cioè, chiunque lavora qua, di qualunque associazione, è stato truffato, e lo dico in italiano, per non dirlo alla Centurione. Crippa, vuole aggiungere qualcosa? Poi sentiamo ancora un po' di telefonate, se ci sono altre domande. C'ho ben poco ormai da aggiungere. Forse, come diceva uno dei suoi radioascoltatori, noi tutti 15.000, 20.000 produttori di latte
incominciamo a denunciare lo Stato in tutte le procure per i danni che ci hanno cagionati, forse qualcosa ne verrà fuori. Però secondo me o questo ministro comincia anche lui a marciare nella torta, o se no non si riesce a capire come questi due giovani, Presidente del Consiglio e Ministro dell'Agricoltura, continuano a camminare. No, anche perché salame sugli occhi, anche perché Crippa, Brigatti, e poi abbiamo già 2 telefonate. A me mi pare che la cosa possa essere spiegata in maniera molto chiara. Non è che ci vuole una particolare abilità per capirlo, perché l'ho capito come? Bisogna ascoltare. Certo, bisogna ascoltare. 2 telefonate. Per ascoltare. 2 telefonate, pronto? Più che ascoltare. Pronto? Poi Brigatti. Prego, buongiorno. Pronto, buongiorno a lei e ai suoi ospiti. Mi chiamo Franz dal Veneto. Io non so cosa ci si aspetta da un governo così fatto. Questo governo, diciamo, a livello generale applica imposte retroattive su qualsiasi tipo di tassa, alla faccia dello statuto del contribuente. Quindi cosa vi aspettate da tale diciamo personaggi? Il problema, io mi ricordo quando Zaia fece fare quell'inchiesta dal comando carabinieri, quello di Nasmi, che non doveva farla per l'agricoltura. E quindi mi ricordo l'esito quale fu. Ma da questa Italia cosa volete aspettarvi? Chi applica la Tasi sulla prima casa? Ce ne sarebbero le cose da dire, basterebbe leggere il libro di Buchanan, Quando un popolo ha diritto di secedere. Buongiorno. Altra chiamata, pronto? Pronto, buongiorno. Buongiorno. Sono io in linea, senta. Prego. Signor Cainarca, io non sono un agricoltore, però mi faccio una domanda. Come mai, dato tutte queste sentenze di tribunale, eccetera, che hanno dato ragione agli agricoltori, come mai l'Equitalia può chiedere il rimborso delle quote? Non c'è nessun ente che possa fermare queste cose in diavolato che fa ammazzare persone. Giusta domanda. Ancora una telefonata, poi la parola Brigatti e Crippa. Pronto? Pronto, sono Susanna da Brescia, buongiorno. Buongiorno. Senta, io la ringrazio per queste cose che lei fa, lei è un grande veramente, solo che quello che appunto voglio ribadire io è che nessuno sa niente di queste cose e i politici addirittura in maniera arrogante approfittano di questo discorso delle quote latte per fare campagna elettorale anche, quindi è una cosa che non possiamo più tollerare visto quello che abbiamo sentito. A questo punto io le chiedo una cortesia, signor Cainarca, come si può fare? Io per esempio le dico solo per la legge Fornero sono riuscita a 48 persone fuori nelle Marche e altre regioni a far votare e la stessa cosa vorrei fare con questa storia, cioè farli ascoltare queste 2 giornate. Come posso fare? Grazie. Allora, non deve ringraziare me innanzitutto, ma sono io che ringrazio Brigatti, Crippa perché la vita è loro, l'hanno spesa in una maniera infame per colpa di uno Stato mafioso. Questo me ne assumo io, la responsabilità si fa prima. Queste sono le regole della mafia, perché o tu paghi, stai zitto, ti sottometti. Che cos'è se non mafia? Si chiama mafia, associazione mafiosa. Allora la vita è la loro, le attività sono le loro, i tribunali li hanno dovuti passare loro, hanno ancora in capo milioni di euro sulla testa ancora, quindi diciamo a loro bisogna dire grazie, non a me. Allora, comunque, Brigatti e Crippa. Partendo dall'ultima ascoltatrice, io ho già mandato nelle varie circoscrizioni della mia zona, provincia di Milano, così una copia di un documento che abbiamo fatto mettendo assieme. Siamo a disposizione mandando proprio 10 paginette, così potete rispondere a chiunque vi mette in difficoltà, partiti avversari o gente che vuole sapere veramente come stanno la verità. Uno si legge 10 pagine, no, e capisce come stanno le cose. Naturalmente sono tutti i documenti ufficiali o dei carabinieri o della procura, tutte carte libere, basta mettere in ordine cronologico, nessuno si inventa niente e niente è stato scritto da parti interessate, basta questo. Per quanto riguarda Equitalia vi dico solo una cosa, abbiamo vinto in Cassazione il 16 ottobre, oggi è il 4 di marzo, abbiamo ancora 10 milioni di euro confiscati. Io al 24 dicembre avevo l'azienda all'asta, malgrado a ottobre la Cassazione aveva detto che il fatto non sussiste, tutti assolti, cioè
Equitalia è un apparato, e poi mi dispiace che non ho qua la cartella, per una cartella di 6 milioni e rotti di euro mia personale, Equitalia aveva un 480.000 euro, una cosa del genere, per spese di riscossione. Cioè, quindi quando mi sento dire che sono dei meri funzionari qua di là, ci mettono dell'oro. No, ma io non voglio vivere in un paese così, mi fa schifo. Mi fa schifo. Altra cosa, vorrei sottolinearlo, noi non abbiamo mai avuto spazio, tranne qua qualche volta, perché veramente la verità fa male, ma poi essere sempre colpiti in questo modo come disonesti, come truffatori, quando siamo veramente l'ultimo baluardo contro l'invasione, contro il predominio dell'Europa. E le uniche persone che ci hanno difeso, che hanno creduto in noi a partire dal 97, sono stati Umberto Bossi, che poi è stato mandato a Zaia, che ha lavorato con Mantile, e poi purtroppo c'è stato un buco in regione Lombardia. Veramente siamo stati traditi. L'unica persona che ci ha difeso, che alla fine ha dovuto anche scontrarsi, è stata la dottoressa Baldini, che ha dovuto perfino uscire agli Stamaroni. Adesso Salvini, che comunque ci è sempre stato vicino, ha capito finalmente, no, che questa verità non può più rimanere nascosta. Qua proprio è uno scontro tra il bene e il male, tra il dare la possibilità a noi di produrre per il nostro paese e la nostra gente di poter scegliere se mangiare i nostri prodotti oppure quello che arriva dall'estero e ci viene somministrato come italiano, e quindi darci la possibilità di rimanere in piedi, di poter produrre, creare posti di lavoro, creare indotto, creare ricchezza. A me mi viene solo da ridere una cosa: Expo, no? Nutriamo il mondo, energia per la vita. Cioè, io pensavo fosse una manifestazione, un Expo dell'agricoltura. Cioè, mi hanno sbancato 1 milione di metri quadri di risaie di campi di mais, mi hanno usato altri 600 ettari per fare le infrastrutture. No, adesso mi trovo al McDonald's, la Coca-Cola, l'Unilever, la Nestlé con la San Pellegrino, no? E gli agricoltori chiudono per delle multe non dovute, no? E in più ci sentiamo dire noi disonesti, e gli altri che stanno pagando, bravi, voi siete onesti, continuate a pagare, perché se venite a scoprire che invece non dovete pagare, no? Come dice il Centurione, venite a saltare i palazzi, certo. Perché, come ripeto, chi ha pagato nel 2003 di 14 anni di multe e 30 anni di mutuo, perché quando si è regolarizzato è perché aveva delle multe, per poi non averle più ha dovuto comprare le quote. Per comprare quelle quote, magari spendendo, io conosco gente che ha speso 3 milioni di euro per comprarle, cioè il mutuo per 30 anni con i terreni ipotecati. Al 1° aprile le quote non ci sono più. Ecco, Crippa, le faccio una domanda stupida a questo punto, sulla scorta di quanto ci ha appena detto Brigatti, ma quando in TV, quando nei talk show, quando ovunque, per strada o in televisione o per radio o sui giornali, lei si sente dire quello che, insomma, si sente ripetere, cioè che noi cittadini italiani dobbiamo pagare per il Crippa di turno, per il Brigatti di turno, che reazione le viene? Guardi che domanda idiota che le sto facendo, Crippa. Non posso prenderla con il cittadino, perché prima dei suoi radioascoltatori hanno detto ma noi di questa questione ne sappiamo nulla. Loro sentono lo spot pubblicitario del ministro, lo spot pubblicitario del responsabile AGEA dove dice, e dello spot pubblicitario del presidente della Coldiretti della regione Lombardia, suo padre ministro, che dice sono dei furbi, non hanno voluto comprare le quote, non hanno voluto rispettare le regole. Io cosa vuole che le dica? Andiamo avanti con i tribunali e speriamo che queste 15.000 aziende aprono gli occhi, prendano in mano il trattore e ritornino a bloccare l'INATE, perché se no non ne si esce più. Qua se questa questione bisogna risolverla ancora come una volta, la vecchia maniera. Non è prendere il Presidente del Consiglio, il Ministro dell'Agricoltura, prendere il generale Lecca, il professor Germano Mantile e tutti quelli che erano a capo e gli mettiamo là le carte davanti a questi due signori che si ritengono onesti, puliti e una nuova generazione. Voglio vedere se fra 3 anni saremo qua ancora a lottare. Ci conviene veramente cambiare paese. Brigatti. Ma è molto più semplice, basta costituirsi parte civile nel procedimento contro questa persona, tanto abbiamo anche il ministero dalla nostra parte. Quale persona, scusi? Il dottor Cerquaglia, in questo momento ha un avviso di garanzia per il falso ideologico. Quello del tarocco. Il ministro per pararsi il fondo schiena si è costituito anche lui come AGEA,
No? Quindi prendiamo l'esempio dal ministro: 15.000 aziende che si fermino di pagare la rata e si costituiscono lì. Poi vediamo cosa succede. Allora vi faccio una domanda sia a lei che a Crippa. Crippa, secondo lei firmano 15.000 persone per costituirsi parte civile contro Agea e contro questo meccanismo infame? Dottor Cerquaglia, li tengono ignoranti. Voi pagate, non preoccupatevi, vedrete. Quando mi hanno arrestato, il mio vicino che ha firmato la denuncia ha detto che giustizia è stata fatta. Peccato che l'altro giorno l'ho visto, mi sono girato e non l'ho trovato più. C'era un bagno, ho provato a entrare, era chiuso dentro. Questo qua è uno che ha speso soldi, comprato quote, sta rateizzando, è andato in giro e il giorno che mi hanno arrestato giustizia è fatta. Gente che sta a 500 metri da casa mia. Ecco, va bene, abbiamo detto tutto. Abbiamo bisogno di spazio in radio, in televisione, da qualunque parte, perché, come ripeto, i 4,7 miliardi sono di tutti gli italiani, è una mezza manovra finanziaria. Non è giusto che la UE se li tenga solo perché nessuno ha le palle di andare a dire che i dati sono sbagliati, perché questo c'è scritto in una nota riservata non vulgare acquisita al comando Carabinieri. I funzionari dicono: attenzione Galan, chi ci mette la faccia dopo 20 anni a andare a dire come europea che ci sia sempre sbagliato? È certo. Meglio che facciamo chiudere 1.000 aziende. Allora, ci sono i documenti. Siamo a mezzogiorno, dobbiamo chiudere la trasmissione. Io ringrazio Alessio Crippa che è nel collegamento telefonico. Grazie Crippa e ci teniamo in contatto naturalmente. Grazie ad Alessio Crippa e grazie a Paolo Brigatti. Grazie e naturalmente ci teniamo in contatto. Grazie dello spazio. A Scuola di Business. Oggi musica. Come accordare tecnologia, efficienza e convenienza con un'occasione